venerdì è emozionante qua. Per me è onestamente indescrivibile. Assolini è molto sentito. È un momento molto emozionante. Io sono quasi 56 anni che sono della Tolorata. Viva la divina misericordia! È un'emozione importantissima. Il più sentito dell'emozione, è una fede, quindi non si può descrivere. Tradizione che si tramanda da anni. Benvenuti amici di Bella Sicilia, siamo ad Assoro, oggi è la giornata clou della settimana santa, il venerdì, e sta per iniziare tutta la funzione che ci accompagnerà fino poi alla deposizione del Cristo intorno alle 17 e poi la veglia che continuerà per arrivare fino alla messa al monte, cioè sulla vara montana da 72 confrati a piedi scalzi, che girerà per tutto il paese benedicendo tutte le zone, tutti i quartieri del paese, e quindi sono le 14:30 e la processione finirà intorno alle 2 della notte successiva, quindi vi aspettiamo tutti quanti ad Assoro. Ecco il legno della croce. Ecco il legno della croce. Adesso vengono a prendere, a appoggiare il crocifisso, tutti i nudi e i confrati.
Da 2000 anni nella Chiesa si rinnova questo atto d'amore, perpetuo questo atto d'amore, e si rinnova volta per volta, e si rinnova per ciascuno di noi, perché tutti noi abbiamo bisogno di quella misericordia, di quel perdono, di quelle parole che abbiamo ascoltato nella parola di Dio di oggi, nella tua vita. Cosa porti in questo momento con te stesso nel tuo cuore? Cosa vuoi chiedere al Signore quest'oggi? Sei davanti a Lui, hai la possibilità di fissare quello sguardo, di metterti in preghiera, ma oggi la Chiesa ci dice anche di metterci in adorazione, proprio perché c'è un mistero così profondo legato con ciascuno di noi, perché nell'immagine di quella croce, di Gesù crocifisso, c'è l'immagine di ogni uomo che soffre, e tra questi ci siamo tutti. Cosa vogliamo chiedere quest'oggi al Signore per Gesù? Cosa porti nel tuo cuore? Cosa vuoi domandare a Lui? Io penso che se la giornata è il segno del dolore, della sofferenza, dell'amore, del perdono, è anche il giorno in cui ognuno di noi può esprimere al Signore ciò che porta dentro di sé. Sia la vita. Qualche volta ci sarà capitato di sentirci finiti in questa vita. Quando pensiamo che non ha più senso, tante volte abbracciare il cammino di vita dove noi ci sentiamo annullati, finiti, magari ci sentiamo smarriti con noi stessi. È lì che ti aspetta quello del Signore, ti dice: io sono qui, e sono qui perché sono il segno visibile dell'amore di Dio, ma sono il segno visibile della vittoria sulla morte, di formare la nostra, cogliendo quell'invito iniziale: amatevi gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete i miei discepoli. Il Signore ci ha dato l'esempio di correggi, dobbiamo amare. Adesso spetta a me e a te, non dimenticato. Molto lunga, intanto c'è un momento di raccoglimento e di preghiera. Sentite alle mie spalle i lamenti, poi ci sarà il miserere, tutti gli atti, le azioni rituali che accompagneranno poi fino all'omelia del parroco alle 21, prima della partenza della processione vera e propria. Quante emozioni si vivranno quest'oggi? Allora, io dico sempre che questo non è solo una processione, ma ogni uomo, ogni donna, ogni persona si ritrova dietro questa processione perché è un momento di raccolta spirituale, umana, che è un viaggio che ognuno di noi come persona compie dietro il Santissimo Crocifisso, e di rigenerazione anche spirituale. Amici di Bella Sicilia, benvenuti. Buonasera Vice Sindaco. Buonasera a tutti voi. Oggi cosa vivremo? Oggi vivremo la passione, vivremo un momento sentito da parte di tutta la popolazione, di tutti i devoti, ma proprio di tutta la cittadina, che in questo periodo richiama tantissime persone che normalmente risiedono fuori, tornano per l'occasione e hanno così il piacere di vivere insieme a noi tutta la Settimana Santa. Consigliere, quale sarà il primo momento che vivremo? Il primo momento sarà l'adorazione della prima croce, quella piccola, che sarà portata dal sacerdote e poi sarà scoperta, e tutti i convrati dell'Addolorata e del Crocifisso prenderanno croce, per poi arrivare al grande momento sentito da tutta la comunità, che è la discesa del nostro Crocifisso. Cosa rappresenta questo giorno per gli assorini? Cosa rappresenta? Questo rappresenta l'evento religioso più atteso dal punto di vista proprio della passione, della rivisitazione della tragedia della morte di Cristo.
Quale sarà la particolarità di questo giorno? Allora, la particolarità intanto si aspetta proprio la discesa del crocifisso, perché è coperto da un telo rosso. Dopo il canto del Miserere, che è un salmo recitato in latino e cantato, si scoprirà questo velo rosso e ci sarà la discesa del crocifisso, molto sentito. Difatti partecipa quasi tutta la popolazione, vengono anche persone, comunque nostri cittadini che vivono fuori, perché proprio il venerdì santo è molto sentito dalla comunità. Restate con noi su Onda TV e Bella Sicilia tutti questi momenti fino alla fine. Grazie. Grazie a voi. L'emozionante Venerdì Santo ad Assoro. Prossimamente il video completo su Onda TV e Bella Sicilia.